Signora Giussi, suo figlio Paolo a soli 14 anni ha già ottenuto diversi riconoscimenti nel settore della matematica. Sì, Paolo si è classificato nelle scuole medie per 3 volte alle nazionali dei Giochi del Mediterraneo e quest'anno è arrivato primo nella graduatoria d'istituto dello Sciascia Fermi. Quindi adesso Paolo continuerai la selezione perché punti ad accedere anche alla finale nazionale. Sì, certo, ora a febbraio dobbiamo andare a fare un'altra prova a Messina e poi se arriverò primo nella provincia alla finale nazionale a Cesenatico. Ma come si diventa così bravi in matematica? Ma veramente secondo me è una dote naturale perché alla fine questi giochi sono più di logica che di teoria. Signora, lei ha seguito passo dopo passo la crescita di suo figlio, ma quante ore studia Paolo? Lui non è molto studioso, nel senso che è uno che apprende facilmente e soprattutto affronta queste prove matematiche come un gioco, non è competitivo, non mira a chissà quali risultati, è una cosa naturale, ma io sono contenta così. Sapere che suo figlio si è distinto su migliaia e migliaia di studenti della sua età certamente la rende orgogliosa insieme a suo marito. Certo, per noi è una grande soddisfazione, per tutta la famiglia, perché sta dimostrando comunque di essere un ragazzo che si impegna nello studio, dà buoni risultati, quindi siamo contenti così. Qual è la materia che ti piace di più? Le materie scientifiche in generale, matematica, fisica, scienze, informatica, che è una nuova materia che è iniziato quest'anno. Oggi frequenti il liceo scientifico di Sant'Agata Militello? Sì, faccio nella classe prima I dell'indirizzo scienze applicate. Qual è il tuo sogno da grande? Ancora veramente non so quale mestiere voglio fare da grande, però mi piace molto giocare a calcio. Lei cosa desidera per il futuro di suo figlio? Che scelga un percorso di studi che lo rendano felice, così come un mestiere che intanto lo renda felice, poi il resto viene da sé. Ci puoi dire qualche domanda, qualche quiz che dovevi rispondere in questi giochi matematici? E come ho detto prima sono più giochi di logica e quindi anche c'erano delle domande di geometria, ma erano diversi da quelli degli anni scorsi. E allora, adesso si va a casa, si fanno i compiti e poi si gioca anche un po', no? Certo, ora si va a casa, si mangia, si esce. Signora, intanto non le facciamo i complimenti e adesso l'auspicio è quello che suo figlio possa accedere alla fase regionale, o meglio selezionarsi poi per le finali nazionali. Sì, certo, a noi piacerebbe, però è ovvio che lui si deve impegnare per come può. Ripeto che per lui è un gioco e per noi è una soddisfazione già sapere i risultati che ha raggiunto. Ma quando ha capito che suo figlio aveva queste doti? Ma da piccolo, già molto piccolo, riusciva a contare anche fino a cifre alte, eppure aveva 2 anni, scriveva i numeri, quindi ha sempre dimostrato questa passione, questo suo amore per la matematica.